Panoramica dei templi con assalto alla valle, senza regole e senza ordine, quando la gratuità diventa occasione per creare caos. Ciò a cui abbiamo assistito ieri è veramente inaccettabile. Le immagini sono state documentate dal presidente del Codacons Giuseppe Di Rosa e da tanti cittadini inferociti per la pericolosità della strada. Una fila interminabile di auto, chilometri di parcheggio selvaggio che partendo dalla fontana di Bonavalone si spingeva fino quasi ai pressi della rotonda Giunone, con gente che apriva gli sportelli delle auto ostruendo la già ristretta careggiata, prelevava da cofani ricolmi di cibo e bevande ciò che serviva per un pranzo a sacco già portato da casa, bambini che con grande rischio erano tenuti per mano dai genitori mentre le auto passavano nel doppio senso di circolazione ristretto all'inverosimile da sosta e pedoni. Insomma, il caos più assoluto. Le forze dell'ordine, pur presenti e con immenso sforzo, potevano solo garantire l'incolumità di quella folla che si muoveva per ogni dove e senza alcun criterio. Bisogna che ci si organizzi pensando alla necessità che in queste giornate venga limitato l'uso delle auto nella zona e ne sia consentito l'ingresso a numero chiuso soltanto quanto possono accoglierne i parcheggi. Venga veicolata l'informazione che oltre al Giunone l'ingresso è possibile anche da Porta Quinta, dove ci sono ampi parcheggi utilizzati pochissimo e come pochissimo è utilizzato il parcheggio che insiste nei pressi del museo archeologico. Bisogna dire che dal parcheggio Sant'Anna attraverso un tunnel è possibile raggiungere senza pericoli l'area intorno al Tempio dei Dioscuri e da lì attraverso la passerella per venire alla Via Sacra. È opportuno che si doti la città di bus navetta per la valle che consentano ai turisti di poter parcheggiare l'auto in città, raggiungere agevolmente il sito archeologico e fare ritorno in centro per un'eventuale visita. Dopo quello che abbiamo visto ieri ci si chiede se questo sia turismo, se è questo il turismo che deve attendersi l'ambizioso progetto di Capitale della Cultura che si trova dietro l'angolo. Ieri abbiamo assistito a caos, pericoli, inquinamento e incremento della produzione di rifiuti, peraltro determinati da resti di ciò che era stato portato da casa, con pochissimo o inesistente beneficio per le imprese locali.